Sempre in onda, il tuo video podcast. Sempre in onda, nuovo episodio con Aristide Menossi, Eccolo in qua. arte Mago Ari, mago delle bolle, nato ad Aviano il 30 gennaio del 1961. Ahimè sì. Sei tu, Ahimè, sì. così giovane, io. nel 61. Perché ho tutto un percorso di mio personale di alimentazione, di gioco soprattutto. Che bello, il gioco, anche perché tu allora alla fine sei un mago, Mago, sì. sei un prestigiatore, Sì. sei un animatore, Sì. sei Un uno che vive la mentali- vita a 360 gradi. Anche 361. Anche Perché 361. l'età mia dell'anno di nascita. Giustamente, per cui io non ti credo ancora, perché ti vedo giovane, in forma, Sì. bello come il sole. Ti farò vedere le smagliature dopo. Attenzione perché se ti faccio vedere io l'addominale Vabbè, qua sono cavoli. vabbè. Allora, raccontami qualcosa di Sì, te, Aristide. Tu sì. sei nato ad Aviano nel 1961, oggi vivi a Udine. Sì. Professione intanto, prima del mago, cosa fai di bello nella vita? Professione, io ho lavorato 35 anni presso un grandissimo magazzino di medicinali. Sì. Ho avuto la fortuna di entrare giovanissimo e di uscire a 52. L'azienda ha deciso che non ci stava più. Ha deciso quelle cose particolari, Sì, no? sono arrivati i tagliatori di testa, io ero il primo, un po' polemico. Quindi ti hanno tagliato la testa, però te n'è nata un'altra di testa. Però il cuore è rimasto. Giustamente, Sì. giustamente. E dal caos è nata un'attività di animazione, di intrattenimento, di cooperazione con anche persone più fragili e questo è stato un mondo che mi ha dato. Che ti ha colto subito e tu stai dando tanto a questo mondo, perché so che sei insomma richiestissimo, ma proprio tanto Sì. richiesto. Poi mi hanno parlato anche di questo tandem che porti nelle cerimonie, nei matrimoni. Sì, Che faccio cose. Allora, facci capire, perché fai talmente tante cose che fanno gioire e a noi piace raccontarle, grazie a Sempre in onda. Certo, allora è nato tutto 15 anni fa, crisi, ho preso un anno sabbatico, sono andato a scuola di massaggi perché giocavo a calcio, correvo Sì. a piedi, in bicicletta, ho detto vado a fare il riflessologo plantare, ho fatto Ci un piace. anno di scuola serale. Ho preso il diploma, ho iniziato a fare campane tibetane, massaggi per le case, alle siorette, insomma alle persone, ai gruppi sportivi. E da quello è nato che un amico mi chiese, facevo parte del WWF, Anche? del WWF, della FIAB, Federazione Complimenti. Amici Italiani della Bicicletta, e lì mi chiesero, ma aiuteresti un ragazzo non vedente a portarlo con un tandem? E io dissi, ma io sarò in grado di, cioè non è facile guidare, parlare, sentire, essere attenti in un gruppo, certo. no? Però l'hanno chiesto a te, quindi questa cosa l'hanno qua chiesto a me. secondo me ha già provocato un'emozione. Assolutamente. E da lì è nato un po' tutto. Ho conosciuto questa persona straordinaria. Come si chiama? Ezio Costantini. E noi lo salutiamo tantissimo. Assolutamente sì, grandissimo cuore, grandissima sensibilità, un musicista, un pianista. Perché E da la lì- musica poi apre tutto, Sì. la musica apre tutto, Sì, Tu sì. quindi sei i suoi occhi, Io sono i suoi occhi, le sue sensazioni, anche le mie, ma soprattutto la fiducia che io sento vera, perché non ci sono Che bella questa non cosa. ci sono in mezzo delle barriere che ci dividono, cioè io guardo e vedo meno di lui, ma da lì è nato tutto. Un anno e mezzo abbiamo fatto circa 2000 chilometri. Addirittura? Ci incontravamo Ma ogni anche lui pedala o fa finta lui? Lui pedala, ok. pedalava, Ok, ma ok. pedalerebbe. E da lì è nato tutto e questo tandem poi io ce l'avevo a casa e abbiamo fatto tante cose insieme, dagli articoli sul giornale che sono arrivati perché facevo delle cose straordinarie secondo il mondo esterno, ma per me che avevo tempo all'epoca... Robe normali per te. Sì, e ho iniziato a fare così, mi hanno dato la possibilità di avere questo tandem e un amico, un certo Romano Urbani, Che salutiamo tantissimo, che ci sta riprendendo il nostro regista. è lui,
E mi chiese, senti, mi sposo, mi verresti a prestare il tandem perché vorrei fare un giro fuori dalla piazza. E così voleva farsi bello. Sì, figo, è stato figo. E sono passati anche lì parecchi anni, poi sono andato all'epoca alla Storia dove c'era il pranzo e ho fatto un po' di magia, ho fatto un momento anche di mentalismo. Quindi ti sei buttato anche in quel mondo, ti sei buttato. E quindi poi ma per gli adulti o anche per i più piccini? Bambini, adulti. Poi mi sono innamorato delle bolle di sapone. Ecco perché il mago delle bolle, poi Sì, vedo bolle dappertutto, complimenti per il look. Bolle colorate, sì, di tutto di più. Bolle di sapone, io sono la chitarra, strimpello, canto da una vita e allora ho iniziato a fare animazione per i bambini. Ma poi ho scoperto che con lo yoga della risata si può far giocare anche le persone più in difficoltà, più fragili, per cui case di riposo, ho fatto per 5 anni l'assistente domiciliare, ho lavorato con l'Alzheimer, con le persone non vedenti, con le persone fragili, con gli adolescenti, insomma dai, 0 faccio i complimenti. Io guarda, ti sto conoscendo in questo momento, avevo sentito parlare di te, però finalmente ti conosco in carne ed ossa e con una grande passione. Sì, quello sempre mi ha portato avanti l'energia che ho, che trasmetto, che do e che ricevo molto, e per cui imparo ogni volta. Quindi sei una spugna, tu ricevi, trattieni e imparo, do e cerco di fare... cosa. Di alleggerire un po' questo mondo che trovo un po' pesante, la gente sorride poco, saluta poco, sono un po' contro tu vai contro tendenza, Giuseppe, ma è giusto. Sì. Allora, fortunatamente ci sono quelli come te. Ma io dico comunque, sai cos'è? Perché io mi medesimo un po' in te, perché anche a me piace molto dare, è bello dare. Poi quando si dà, il tempo passa velocemente, ma il tempo dobbiamo ricordarlo che è una cosa preziosa, tu me lo insegni, quindi va dedicato alle persone che meritano. Esatto. Ma anche quelle che non meritano, perché la mia essenza arriva un po' anche da insegnamenti buddisti tibetani che ho, a cui ho assistito per un paio d'anni, e lì mettevano in risalto soprattutto una cosa che io porto sempre con me, cioè l'atteggiamento, l'intenzione. Loro dicono che se tu fai una torta, no? Sì, sono sensibile alle torte. L'intenzione è buona, anche se non riesce un buco, figo, bello, guarda, stai tranquillo, male non fare, paura non avere. Ma se l'intenzione è, guarda, devo fargliela mangiare a quel figlio Androcchia di, ci metto quella carica negativa, tutto verrà pure un bel sembra bello, però ma tutto quello che ne deriva, questa filosofia, cari Aristide, mi piace tantissimo. Non sono io, e l'ho imparata a Polava, dove ci sono i monaci tibetani qui in Friuli, e stando un po' con loro, e l'atteggiamento che c'è si ripercuote karmicamente, in maniera energetica, in tutti i rapporti con cui abbiamo a che fare, dalla formica all'elefante. All'anziano, all'elefante. Questa cosa qua sì, mi piace tantissimo. Questa è una cosa che mi porto dentro perché è un insegnamento molto profondo. Senti, raccontami questa cosa. A te comunque piace lavorare più con i bimbi, con gli adulti o con quelli, io non voglio neanche chiamarli anziani, perché non sono anziani. Poi saranno degli eterni bambini, secondo me, perché sono dei saggi. O con i saggi, I saggi danno molto, magari parlano poco, ma gli occhi sono quelli che mi fanno sentire che sono in un posto dove con 20-30 persone, no, che magari non si muovono, che hanno problemi di vari tipi, ma c'è un'energia, tornando al discorso di prima, che è appagante. Ecco, io esco da una casa di riposo piuttosto che una casa famiglia o dove mi capita, che volo. Io per
per un pezzo della mia vita volo. I bambini, certamente i bambini hanno energia. Sono i bambini, no? Certo. Sì, e anche lì i rapporti che trovo tra un bambino di 5-6 anni e una persona anziana di 100 che ho incontrato, ho avuto modo di far prendere in mano un pallone a una donna di 100 anni dove non aveva mai preso un pallone, solo lavorato. E poi le loro storie, Certo. parliamone, no? Questa cosa mi piace molto, è molto interessante, però volevo proprio capire questa cosa qua. Come strutturavi il tuo spettacolo per il saggio o per il bambino? Cioè ti prepari prima oppure ti piace vedere le persone in quel momento, crei qualcosa? Così, che bello. Mi parte l'improvvisazione. Improvvisazione, non studio niente perché nel momento in cui ci faccio una tabella, poi, non so, intono una canzone con i bambini piuttosto che con gli anziani e io vado con la magia, con le bolle, e anche il silenzio, anche guardandoci tra di noi, facendo un gioco con un fazzoletto di 0,1 centesimo. E quando ci sono i sorrisi, quando c'è quella cosa bella, naturale, con la passione, col cuore. Si va dove si vuole, giustamente. Non c'è età. È un passepartout. Ti chiedo questo, tu giri con una valigetta? Io giro con una valigetta, ma anche così faccio... Cosa non ti deve mai mancare nella valigetta o nelle tasche? La polvere magica. La polvere magica? La polvere magica. In che senso? La polvere magica. Cioè, dov'è? Qua, polvere Vediamo. magica è qua, guarda. Chiudi la mano. La chiudo. Chiudi Occhio, mano. la chiudo. Sì, perché tu sai che tienila chiusa. La tengo chiusa, non posso farla vedere. Mi ci vorrebbe cosa? Un telo. Un telo. Adesso, grazie al regista, arriva tutto qua. Sì, tutto. perché con piccolo, la polvere grande. magica, Tocca stare guarda. attenti, Stiamo attenti perché qua... Ma mica fa male, perché io sento qualcosa adesso, Sì, è giusto sentire qualcosa. Sì? Sentirai anche attraverso il corpo che ti arriva. Arriva qualcosa qua, sì. E adesso appena arriverà un piccolo foulard, ma una sciarpa, ti potrebbe andare bene una sciarpa. Sciarpa, sì. Anche la sciarpa qua, Romano, la sciarpa del Poma qua, la sciarpa. Sì. Dai, e qua davanti la sciarpa, subito. Tienila lì, la tengo qua, anzi più la tieni. Sì, e meglio è. Più, secondo me sì, perché fa bene. Mamma mia, no, va meglio la sciarpa, bella, la sciarpetta, anche la sciarpetta. Grazie Romano, eccoci qua, è fuori campo. Super. Bella questa, bella profumata. Bella profumata. E si può prendendo spunto, si fa vedere da una parte, si fa vedere dall'altra. E quella del Poma, metterci solo soffio magico e anche la polvere magica. Soffio? Sì, vai. Basta fare così, mettere la mano sotto. Sì. Con il pollice alzato. Sì. Si prende con una mano è destra, l'altra mano è sinistra, per forza, Mago. Si prende, si gira, ricordarsi il soffio magico e basta sbattere un po'. Sì. E dal fazzoletto viene fuori sono i miei fiori! un altro fazzolettino. Ma è incredibile. E lo mettiamo qua. Un applauso qua. No, perché si fa vedere, ma la sciarpa, giustamente. È perfetta. La sciarpa è perfetta, non c'è niente. Ma adesso, una volta fatto apparire, dobbiamo farlo. A scomparire? Sì, soffio magico anch'io, basta metterci la mano destra sotto così, così, con i pollicioni alti, si prende con la mano che resta fuori, sinistra, soffio magico, si inserisce. Inserisco io, vado? Sì, vai, fazzolettino. Vado. Si spinge bene. Bene, dentro. Sì, e poi si fa vedere che praticamente il fazzoletto. Ma non ci posso credere, un applauso. Tutti noi abbiamo la capacità, la possibilità. Ho fatto tutto io praticamente. Vabbè, questa qua la vediamo a Romano. Più o meno sì. E questo succede ogni volta che uno si pone in maniera così giocosa. Che bello. Ma senti, ma giocosa. questa professione ti ha scelto, tu l'hai scelta, spiegami. Forse mi ha scelto. Ti ha scelto? Penso di sì, perché un indovino mi disse, come diceva il buon Terzani, 50 anni fa,
quando io lavoravo in una struttura, in un magazzino di medicinali, a 60 anni di storia, andai a farmi fare un check-up, no? E mi disse: tu lavorerai con i bambini, forse neanche non in Italia, ma stai attento a quello che ti dico. Farai delle cose creative, tu sei un acquario, tu spazierai tra la musica. Gli acquari sono tremendi. Gli acquari sono tremendi. E così quando ho iniziato questo lavoro, questa passione, questo modo di essere... Mi piace chiamare la passione perché è giusto così, sì. Poi se ci si riesce a campare meglio, Certo, mi ha aiutato e io ringrazio ogni giorno che mi alzo la mattina e che vado a dormire la sera e questo mi ha dato la possibilità di tirarmi fuori da crisi, con lo yoga della risata anche, cioè ridere senza motivo. Cioè, quello sì, perché ridere fa bene. Ridere porta a ridere, Ridere fa bene, smuove le endorfine, la biochimica del corpo cambia, è stato provato con un esamino del sangue, che ridere anche senza motivo, anche senza nessuna cosa che ci fa ridere, ma ridere fa bene. Fa bene, perché la mente, il cervello, non riconosce la risata spontanea da quella che ho fatto prima. Ma io. ti chiedo una cosa, ma tu da bambino, che bambino eri? Da bambino ero un cantante. Ti piacevano i maghi, eri un cantante. Sì, ero un bambino, cosa ti piaceva cantare da bambino? Io facevo gli zecchini d'oro addirittura in parrocchia, 6 anni, 5 anni, ho le foto dell'asilo, di me vestito con, facevo gennaio, per cui una tuta a giugno, una tuta rossa, i pattini appesi, un cappello e cantavo. Cosa cantavi? Cantavo il Torero Camomillo. Adesso me la canti, Ma certo. Dai, cantiamola, intoniamola. Torero Camomillo e quella volta lì il Popov. Il Popov anche. Popov. Partiamo col Torero. Sì, il Torero Camomillo. E poi il Caimano Coriolano. Il Caimano Coriolano, lungo metri 23, con la coda indipendente. Insomma, e nella steppa sconfinata a 40 sotto zero se ne infischiano del gelo i cosacchi dello zar. Insomma, quante volte? Tante. E invece attualmente cosa ti piace cantare? Adesso faccio canzoni italiane, tipo? Spazio da Lucio Dalla, De Gregori, De André, Venditti, tutti gli italiani. Senti, io qua ho uno strumento per tenere il tempo, lo rubo sempre a Romano. Dai, cantiamo qualcosa perché qua il tempo stringe, qua, sempre in onda. Cosa vogliamo cantare? Vogliamo divertirci perché questa storia ci è piaciuta tantissimo. Aristide Menossi, in arte, Mago Ari, detto anche Mago del Bolle, gran animatore, uomo che ama la vita come la vita ama quest'uomo. Ci proviamo. Vai. E possiamo fare, visto il periodo, sì. Un Lucio Dalla l'anno che verrà. Pensavo, giusto, ci sta, perché pensavo che volessi farmi fare da Babbo Natale, perché io so che anche tu fai il Babbo Natale ogni tanto, anche se ti manca la pancia. Sì, la metto per l'occasione, e da 10 anni più vado a fare il Babbo Natale a domicilio. E vado a fare anche il babbo, porto i regali, i doni ai bambini, eccetera, eccetera. E anche nelle strutture, al Tiare, a Villesse. Io ti faccio i complimenti. Come possiamo contattarti? Hai un sito internet, una pagina social? Sì, non sono tanto social. Giusto. Perché sono un boomer, come dicono i giovani. Sei un boomer? Vado ancora con il vecchio stile del calendario scritto, perché giusto. Se domani ci tolgono il click... Carta e penna, signori, questo è un saggio, carta e penna. Qualcuno poi rimane senza banca, senza contatti, senza calendari, per cui scrivo tutto. Mi raccomando, lei deve scrivermi adesso una bella dedica, però intonandomi la canzoncina. Sì, va bene. Vai, tanto che verrà. Allora, caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano,
più forte ti scriverò. Sempre in onda Aristide Menossi, un grande uomo che ama la vita. Sentite che roba, grossa novità. Sempre in onda, L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Che spettacolo. Io ti ringrazio Aristide e spero di trovarti presto sempre in questi studi, ok? Sicuro. Mandi Biella, sempre mandi. in onda, mi raccomando, seguitelo. Grazie. Sempre in onda, il tuo video podcast.